Scatman's World. Veneziano, siamo su Pro Cycling Manager 2013. Allora ragazzi, siamo alla penultima tappa della Tirreno Adriatico. Nibalone in testa, possiamo vincere. Questa gara è di pianura, quindi teoricamente tranquilla. E poi c'è una cronometro, insomma sulla carta è fatta, però dobbiamo stare calmi perché la cronometro può essere un'arma doppiottaria. Nel senso Nibalone è forte, ragazzi, però non scusate, intanto la tappa è collinare, intanto non di pianura chiaramente. E allora abbiamo il gruppo in fuga a 11 minuti, quindi proprio veramente ormai per la tappa la vedo un po' dura, però sono... eccolo qua. C'è O'Grady che ha 28 minuti, poi c'è Ballan che ha 33, Marcato 34, 17 Cunego, quindi insomma siamo tranquilli, chi se ne frega della vittoria di tappa, l'obiettivo è vincere la Tirreno Adriatico e Rodriguez è qua, eccolo qua, che è secondo. A un minuto Nibalone a più 5. Siamo messi molto bene ragazzi. Siamo messi veramente bene. Ok, adesso cerchiamo di portare a casa questa Tirreno Adriatico che è fondamentale. Facciamo tirare un po' Thomas. Tanto Nibali è messo bene a più 5, quindi al massimo si stanca Rodriguez. Vai Thomas. Puoi tirare proprio a cannone, chi se ne frega. 24 chilometri. Ok, ormai per la vittoria di tappa è chiaramente impossibile ragazzi, perché è chiaro che 11 minuti in 22 km è impossibile da recuperare, anche a un ritmo poi insomma siamo tutti stanchi, quindi la vedo molto dura. Ok, torniamo su Nibalotto. Abbiamo Carusone anche, che però insomma Caruso ormai è stanchissimo, ha fatto un lavoro incredibile anche in Ciausti, che addirittura è sul gruppo A1, porca mignotta, neanche nel peloton non è, questo vento, poi 37 48 di vento, è veramente dura, Ok, adesso inizia l'ultima salita molto impegnativa, eccola qua, e la possiamo anche un'altra in realtà, vabbè, ma tanto Nibalone è pronto a dominare ragazzi. Ok, questi sono solo i soliti. Thomas sta guadagnando bene, bravo Thomas. Comunque è sempre meglio recuperare il più possibile i secondi, che non si sa mai. Volata in montagna vinta da Damiano Cunego, ok. Ragazzi, adesso tranquillità. Rodriguez è qua, è sempre qua. Lo vedo meno in palla però rispetto a Nibalone. Dai Vincenzone, portacela a casa la Tirreno Adriatico, porca miseria. 15 km all'arrivo ragazzi. 15 km, pendenze dell'1.9, siamo ancora bassi per il momento. Guarda Thomas quanto sta recuperando, cazzo. Ormai per la tappa ragazzi è finita, però... Oh, Valverde parte, anche Rodriguez, attenzione. Attenzione che non si sa mai. Andiamo un po' di pallino. Beh Thomas, ma il tuo lavoro l'hai fatto. Vai Nibalone. Porca puttana, sta scappando via, non mi fido ragazzi, purtroppo sono un po' ansioso, quindi non mi fido. Vai, recuperiamo, te prego, Rodriguez è là, però Nibali è tanto in forma ragazzi, Nibalone è tanto in forma, Bravo Vincenzone. Cazzo, dai Nibali, recupera da sti stronzi. No, eccoli qua, eccoci qua, molto bene. Ok, preferisco sprecare un po' di energia in più per stare più tranquillo, sinceramente. Adesso siamo anche in discesa, favorevolissima per Nibali. Valverde è quinto, a 3.21, quindi anche Valverde in corsa. Ok, adesso c'è un gruppetto di 1, 2, 3, 4, 5, 6. Prova Gilbertone. Gilbertone è Gilbertone è indietro però, Gilbertone è indietro. Vabbè, stiamo tranquilli con Nibali, tanto non abbiamo... Vai Nibali, non perdere terreno. E adesso proviamo a scattare in faccia a tutti ragazzi. Con un più 5 proviamo a scattare in faccia. Vai Nibalone. Vai Vincenzone, che se va bene è quella buona. Dai che se va bene guadagniamo ancora di vittoria. Bravissimo Nibali. Dai Vincenzo. 1 chilometro e 3.
1 chilometro all'arrivo. Dai ragazzi. Possiamo recuperare ancora secondi da Rodriguez. Ah no, ne manca di più però, cazzo, mancano 7 km in realtà, stavo guardando, invece in realtà era la fuga. Porca miseria. Ecco, qua ho fatto una cappellona, però dai, comunque ci ha messi bene. Intanto ha vinto Cunego, secondo Ballan, terzo marcato, triplettone italiano, eh. Dai che Rodriguez non ce la fa. Vai Nibali. Tien duro, tien duro, tien duro. Stanchino però Vincenzo, Vincenzone è stanchino, ma anche Rodriguez lo vedo stanco però. Mancano 2 km e 5. Dai, non possiamo perdere più di tanto. Attenzione, però sono vicini adesso, 1 chilometro e 5. Dai, non possiamo perdere più di tanto, però non esiste, bravo, dai, dai, dai. 1 chilometro, ok, vabbè, scattano loro, cazzi loro, sinceramente. Vai, non perdiamo niente, tranquillissimi, tranquillissimi. Vincenzone Nibali, sesto posto, molto molto bene. Ragazzi, manca una tappa e abbiamo 1 minuto e 21 di vantaggio su Rodriguez e 2,45 su Scarponi e 3,21 su Valverde. Insomma, questi sono insomma quelli che ancora possono vincere. Rodriguez a cronometro però è proprio scarso. Scarponi è scarsetto anche lui. E Valverde è 64. Quindi sulla carta, ragazzi, siamo a favore. Ormai è nostra, però stiamo buoni, stiamo calmi. Che non si sa del Tronto, 9 km. Tempo previsto a pioggia, incredibile. Vai Nibalone, portaci a casa dal Tirreno Adriatico, ragazzi. Ultima tappa a cronometro. Siamo favoriti, secondo me. La Cancellara, beh, insomma, in realtà neanche tanto, perché comunque sono praticamente pianura pura. Però, insomma, non possiamo perdere 1 minuto e 21. Cazzo, sono veramente delle pippe. Comunque non può essere sottovalutato, quindi ci siamo anche noi. Vai, ragazzi, è partito Vincenzone Nibali. Ti prego, Vincenzone. Dai, Vincenzone. Comunque abbiamo Thomas, che è all'8º posto, quindi non male, dai. Vai Nibali, devi limitare i danni per portare a casa la vittoria. Dai Vincenzone. Dai che voglio il Tirreno Adriatico, voglio il secondo successo di prestigio dopo il Giro d'Australia, voglio la Tirreno Adriatico. Vai Nibalone, stanno qua un po' di vaneggi della mappa, molto bene. Vai Nibalone con la tua maglia blu, dai cazzo. Maglia celeste. Beh, che ci siamo, ormai è finita ragazzi. 7, 6, 500 metri. Dai Nibali, tien duro e portiamola a casa. Tien duro e portiamola a casa. Vincenzone Nibali, 36esimo a 48 secondi. È fatta ragazzi, è fatta. Cancellara ha vinto la tappa, come da pronostico. E Vincenzo Nibali ha vinto la Tirreno Adriatico. Sì ragazzi, secondo giro importante di prestigio. E si gode, cacchio, e si gode alla grandissima. Il Venezia Pro Team sta dominando ragazzi. Peccato per la Parigi-Nizza. Anche globale a punti ha vinto Nibali, anche la classifica a punti. Montagna ha vinto Ballan. Ok, Nibali quarto. Beh, ma Nibali veramente ha fatto strage ragazzi. In realtà mi sono preparato bene per questo giro, perché era un obiettivo degli sponsor. Ok, Kelderman ha vinto questo, globale per squadre, ecco, di squadre siamo ancora un po' scarsetti purtroppo. Buono ragazzi, questa è una vittoria veramente importantissima. E la cosa più bella è vedere qua, che è una cosa che mi esalta molto. Tirreno Adriatico, scusate. Scusate ragazzi. Dopo il 2012 Nibali, nel 2013 ancora Vincenzone Nibali. E silenzio ragazzi, si gode. Buono, adesso c'è la Milano-Sanremo ragazzi. Purtroppo è una gara che non ho mai vinto in carriera, mai vinta. Intanto vediamo le classifiche un attimo. Allora, Christiansen è sempre primo con 119 punti, Nibalone è terzo, però stiamo andando bene adesso. La squadra siamo primi in fuga per il momento, ma stiamo calmi perché è ancora molto molto dura. Ragazzi, ho portato una squadra fortissima per la Milano-Sanremo. Allora, Nibali, Kittel, Pozzato, Bossonaghen, Guardini, Paolini, Rui Costa e Christiansen. Ragazzi, qua può finire in volata o con una fuga, quindi è molto molto dura. Sono tutti in forma, speriamo. Mai vinto la Milano-Sanremo, né da solo, neanche a livello medio, proprio non ce l'ho mai fatta. Andiamo ragazzi, vediamo il favorito. Speriamo mai non Christian, beh se Christian vince Christiansen viene giù casa mia, ragazzi, ufficiale. Allora, vediamo un attimo. Bonen, Cavendish, Bossonaghen, Kittel. Ok, allora ne abbiamo Bossonaghen e Kittel. Andiamo, adesso l'è dura, Fiori. Adesso l'è dura.
Mamma mia, la Milano Sanremo è durissima, non l'ho mai vinta, purtroppo è veramente difficile perché non sai mai se arrivi in volata, fughe. Io non vedo, però devo portare un po' avanti i miei uomini, però cazzo, li vedo un po' indietro, dai ragazzi, muovetevi. Qua ho perso un po' di terreno, ecco qua la cagatissima che non dovevo fare. Ok. Allora Bossonhagen lo voglio qua. Ecco, Pozzato. Ok, non c'è più nessuno in fuga adesso, bene. Vai. Adesso possiamo provare con qualcuno, vediamo. Qua potrebbe esserci anche l'arrivo in volata, Ok, sta arrivando anche lui Costa. Adesso l'è dura, Fiore, è tanto dura, Ok, Costa ce l'abbiamo qua. Vincenzone Nibali sta arrivando. Sono molto più indietro gli altri, aspetta un attimo. Proviamo ad avvicinare anche Kittel, Paolini, no, Pozzato no, Christiansen, Guardini. Mamma mia, sono indietro purtroppo. Madonna, qua per sbaglio sono uscito un attimo sul desktop e mi è arrivata sta cazzo di roba. Non riesco più a cambiarlo, vabbè, andiamo. Dai che Bossonhagen lo vedo bene, che sia a -2, però non so perché me lo sento buono. Oh, Vincenzone c'è. Per Vincenzone è quasi impossibile, chiaramente, sperare in qualcosa. Dai, fioi. Però ecco, i miei big ci sono tutti. Invece per i velocisti la vedo un po' dura, sinceramente. La vedo molto dura. Ma non si sa, ragazzi, non si sa. Ok, il peloton è unito. Nessuno è in fuga, ragazzi. Nessuno è in fuga. Bisogna capire se Cavendish è vicino, speriamo di no. I nostri amici dove sono? Paolini. Beh, Paolini è qua, eccolo qua. Quindi Paolini lo possiamo anche. Vediamo per esempio Guardini. Dai, stanno arrivando a fatica, però, Dio santo, dai, non ce la fanno. C'è ancora una salita, poi la vedo molto dura. Oh, Christiansen è arrivato, però attenzione, Christiansen è arrivato. Attenzione, prova a partire Offredo. Parte qualcuno, allora noi proviamo. La proviamo con Nibali. Mi deve adesso riportare tutto. Dai, Nibalone. Prova la fuga Offredo e Flash. Dai, Nibalone. Dai, Nibali, muovite. Andiamo a recuperare terreno. Mancano 10 km comunque. Stiamo calmi, aspetta un attimo, allora. Vai Rui Costa. Madonna, questo cazzo di cursore non mi reffo niente, Dio santo. Con Pozzato, proviamo, con Pozzato rischiamola e Bossonhagen lo mettiamo così. Madonna, che nervi, che nervi. Ok. Vai Boasson. 8,6. Sta tirando un po' troppo forse. Ok. E con Pozzato proviamo, ragazzi. Vediamo se Pozzato ha le gambe. Dai Pozzatino, dai Pozzatino, dai Poz. Rui Costa sta arrivando, molto bene. Niente, Pozzato non ce la fa comunque. Rui Costa può essere la speranza. No, Bossonhagen è proprio distrutto, ragazzi. Porca puttana. Fleccia in fuga, molto bene. Non è che Pozzato sta forse recuperando, dai Poz, insomma. Niente da fare, Fleccia se ne sta andando, ragazzi. Porca miseria. Chavanel. Ho paura che va a vincere Fleccia. Pozzato è secondo. Proviamo con Boasson. Guarda sto cursore proprio adesso da capitarmi. Vaffanculen.
Vabbè che si sono troppo indietro, niente da fare. Pozzato. No, aspettiamo un attimo per Pozzato. E vabbè, Vincenzone non può. E Rui Costa. Ok. Come se, ecco. Purtroppo ragazzi è andata male secondo me questa. Come sempre la Milano-Sanremo per me è veramente una chimera. Vai. Vai, scatta Pozza anche te. Ma va a vincere Fleccia, non che credo. Vittoria per Fleccia, ragazzi. Pozzato ci prova ma la vedo dura, qua non arriva neanche secondo purtroppo. Dai Pozzo, resiste il secondo posto, va bene, però dai il secondo posto, almeno secondo posto. Vai Pozzato, almeno secondo, dove va a vincere Fleccia, maledetto Fleccia. Dai Pozzo, almeno secondo, per l'obiettivo almeno sono meno scontenti. Dai un secondo posto cattivo. Dai Pozzato, farmi niente da fare, fuori dal podio, niente da fare. Niente da fare, siamo arrivati ottavi. Porca. Ragazzi, purtroppo la Milano-Sanremo per me non ce la faccio mai. Sì che è una bella squadra, però purtroppo con livello difficile faccio tanta fatica. Di prestigio veramente la Milano-Sanremo per Fleccia, grandissima, veramente una grande vittoria. Ottavo posto, non è andata benissimo ragazzi, purtroppo. Vediamo un po' l'albo d'oro del Milano-Sanremo. 2012 Gerrans, 2013 Juan Antonio Fleccia. Complimenti Fleccia che non è giovanissimo mi pare, infatti 35 anni, ci ha beffato tutti. E vabbè ragazzi, adesso c'è Vuelta Ciclistica de Catalogna, che ci spariamo la prima tappa, le prime due tappe di velocità. Ragazzi l'obiettivo per la Vuelta Ciclistica de Catalogna è almeno top 3, quindi speriamo bene. Qua sono un po' incazzati dei risultati, ok, abbiamo fatto purtroppo adesso qua. Non saremmo andata male. Vuelta Ciclistica Catalogna almeno terzi. Per cortesia devo arrivare almeno terzi perché è proprio importante. Beh, 2 stelline in realtà. Però insomma i risultati non sono molto. Sono molto contenti. Però che cazzo, ho vinto la Tirreno Adriatico, il Giro d'Australia, cazzo, un po' di pietà. Prima tappa della Vuelta Ciclistica di Catalogna, altro giro importantissimo come il Tour d'Australia. Chiaramente molto meno rispetto al Giro d'Italia, al Tour alla Vuelta. E forse un po' meno anche della Tirreno Adriatico e della Parigi-Nizza. E niente ragazzi, un altro obiettivo, l'obiettivo della squadra, del team, dello sponsor, almeno terzo posto, speriamo bene. Abbiamo Carlos Alberto Betancourt come leader. E niente, poi abbiamo Copper che deve dare una mano al buon Betancourt, Kittel e Christiansen velocisti, e poi il resto, insomma, può andare anche a cagare. No, dai, scherzo. Raga, prime due tappe per i velocisti, speriamo in una bella vittoria di Christiansen o di Kittel. Andiamo. Prima tappa da Calella, 158 km. Tappa pianeggiante. Christiansen è sempre primo nella classifica UCI, incredibile, cioè veramente una cosa pazzesca. E niente, però sono abbastanza soddisfatto di questa prima parte della stagione. Abbiamo comunque portato a casa delle belle vittorie. Cazzo, Tirreno Adriatico e Giro d'Australia. Comunque un ottavo posto alla Milano-Sanremo. Purtroppo non sono portato per le classiche, infatti neanche nel pavé, sinceramente sono abbastanza una pippa. Però insomma dai, meglio di niente. Comunque favoritissimo è proprio Kittel. Allora ragazzi, mancano 13 km, si è formato un gruppetto. Allora il gruppo in fuga è a 1 minuto e 8, quindi vicini. Poi c'è il gruppo 2 con Koppel, Betancourt, Christiansen. E poi c'è il pelotone invece un po' distaccato, con purtroppo Kittel, che Kittel è rimasto un po' indietro perché anche a meno 4 ragazzi. Però adesso dobbiamo tenere d'occhio il gruppo 2 perché ragazzi, il gruppo 2... c'è Christiansen, che Christiansen era solo più 4, ragazzi, quest'uomo è una cosa schifosa, cioè veramente è uno schifo d'uomo. Cioè. Ora Copper a 70 in pianura, e invece il nostro buon Betancourt a 65, ok. Adesso dobbiamo avvicinarci ragazzi, il pelotone a 2 minuti e 5, il pelotone, quindi ormai insomma ce la giochiamo noi, però mi diria di non rischiare, sinceramente. E no, andiamo con Betancourt, dai, tanto insomma non può stancarsi, dai, per fare un attimo una tirata, dai vecchio, su. Dai vecchio. Dai beta. Sai che questo vento è pericoloso, però c'è il vento a 51. Perde un po' di terreno. Betancourt se ne sta andando in realtà, A sto punto proviamo.
Tanto, insomma, non ci costa nulla. Gli altri sono qua. Vai, Beta, avvicinati. No, che cazzo sto facendo? Vai, Beta, ancora avvicinati. Bravo. Molto bene. Sono arrivati gli altri, dimmi di sì. Ok, allora adesso mettiamo Jerome. Mettiamo il grande Jerome qua a 99 e il buon Christiansen dietro. Allora, Christiansen dietro a Coppel. Così, perfetto. Speriamo bene, ragazzi. Purtroppo abbiamo perso Kittel per strada, ma d'altronde c'ha meno 4, proprio non è in forma il ragazzone. Vai Coppel, ti prego. Fai il tuo lavoro. Qua in realtà altro che lavoro. Siamo già a 2 chilometri. Sì, beh, gaffemo tranquillamente. Dai, Coppel, muovi te. Perché Coppel non si muove? Dio santo, non ci credo. Non ci credo. Guarda cosa sto buttando via. Ma porca, se devo fare il miracolo con Christiansen. Devo partire da qua. Dai, ragazzi, la vedo durissima. No, dai, Christiansen, provaci. Che sparo Christiansen un turbo. Il turbo Christi. Il turbo Christi. Mamma mia, Christiansen, cosa mi sta facendo? Non ci credo. Non ci credo, non vince per pochissimo. Non ci voglio credere. Non ci voglio credere. Quarto. Era nostra, ho sbagliato. Silenzio, silenzio. Cosa ha fatto però Christiansen? Cosa aveva fatto Christiansen? Era indietrissimo, aveva recuperato non so quanto. Oh ragazzi, finalmente Elia Viviani si è ripreso dopo il gravissimo infortunio. Mamma mia che sfiga per Viviani, ragazzi. Alla prima gara si è spaccato tutto, si è spaccato la scapola, Dio mio. Mamma mia che sfiga. Però è tornato, adesso so cazzi perché Viviani è un grande. Ok, qua è iniziato lo stage per il pavé, molto bene. Ragazzi, ho votato via la vittoria, mi dispiace, ho fatto una cagata negli ultimi chilometri, ho recuperato Christiansen, comunque ragazzi ho beccato un giovane, cioè che culo ragazzi, veramente una bomba, eh. Mamma mia, speriamo bene per la seconda tappa, mi piacerebbe vincere, anche perché sono il più forte sinceramente, che non c'è Cavendish, non c'è nessuno. Kittel non mi sta esaltando, finora non è una gran forma, vediamo un po' cosa ha fatto fino adesso. Sono top 10 nella tappa 2 il Tirreno Adriatico e basta, quindi male finora Marcel. 14 km, vai di trenino, speriamo di non cappellare anche stavolta, speriamo bene, che forse siamo un po' in ritardo anche in sta tappa. Christiansen ragazzi è più 5, cioè non so cosa dire, c'è un animale schifoso, questo qua è sempre in forma, attenzione, mamma mia, quasi caduta. Vai Finney, dai, bravissimo Coppel, vai dietro, tutti dietro. Vai ragazzi, dai ragazzi, veloci, però veloci, perfetto, ci siamo. Dai che ci siamo. Siamo un po' in mezzo, però attenzione. Attenzione, allora ragioniamo, sarà Coppel. No, allora Finney fuori dai maroni intanto. Troppo avanti. Allora, teniamo Coppel. Vai così. Poi dietro a Coppel mettiamo Kittel, che lo vedo in palla. Kittel dietro a Coppel. Perché Lorono è proprio affaticato. E Christiansen dietro a Kittel. Speriamo ragazzi, la vedo un po' dura, sto qua fuori dai maroni. Ok, vai Coppel, vai Jerome. A più 5 Jerome me lo godo, vai Jerome, che Jerome me lo godo. Però ne abbiamo solo un uomo purtroppo, ma deve tenere veramente duro, Jerome. 7 km, invece siamo in anticipo, cazzo, siamo in anticipo. Coppel, ti prego, resisti, devi resistere. Coppellino devi resistere, Coppellino devi resistere. 5 km, cazzo. Christiansen è un po' dietro, Ocio Cristi. Dai che la voglio vincere questa tappa, 4 km, mancano 4 km ragazzi, il Betta dov'è? Ok, il Betta è qua, il Betta è qua, ok dai, il Betta lo lasciamo là, tranquillo, quello si riposa, 3 km ragazzi, Coppel mi sta facendo un miracolo coppeliano, 2 km 5, 2 km, ok, il gruppo è compatto, e adesso speriamo ragazzi, Coppel ha fatto un miracolo a portarci fin qua,
Dai, vecchio mio, dai. Vai, cos'è sta roba? Scusa, c'è un coglione fermo. Sì, vabbè, Finlay va a cagare. Ecco, come fare una cagata come indiana. Vai, Cristi, ti prego. Stiamo calmi, attenzione, questo è già partito. Allora, Kittel, vai. E Christiansen lo portiamo a 1 e 2. Vai. 1 e 3, 1 e 4, 1 e 2. Vai Kittel Christiansen. Vai Cristi che è in più 5. Vai Cristi che è in più 5. Non mi puoi fallire questa. Siamo partiti bene. Dai ragazzi. Dai. Attenzione, siamo là. Porca puttana. Siamo là. Christiansen va a vincere. Questo è un animale ragazzi. Questo è un fenomeno. Ragazzi, questo è un fenomeno. Ha stravinto Christiansen ancora. Kittel quinto. Niente, Kittel non riesce a vincere una tappa. Mamma mia, Christiansen, che fenomeno. Cosa ragazzi, Christiansen è il leader della Vuelta Ciclistica di Catalogna. Chiaramente per poco, perché poi ci sono le montagne. Però veramente è la sorpresa di questa stagione. Cioè, veramente una cosa devastante. 22 anni, questo è un campionissimo. Cazzo, veramente. Carriera. Guarda che roba, cioè. Mamma mia, fioi, che fenomeno. Vediamo il nostro beta, chiaramente il nostro beta ancora 10 secondi, ok, con tutti gli altri grandi. Speriamo bene ragazzi, devo arrivare almeno tra i primi 3, se no qua lo sponsor mi spacca il culen. La prossima 2 tappe alpine, 2 tappe di montagna, sui Pirenei penso. Allora vediamo un attimo qua lo sponsor. Devo arrivare assolutamente tra i primi 3, perché sennò mi spaccano veramente il culo, Va bene dai raga, quindi l'obiettivo adesso top 3, dopo top 1 nelle 3, Prise, Heartbreak, là sarà impossibile, perché ovviamente nel pavé sono una pippa obesa. Però adesso proviamo, ci ho fatto anche gli stage di preparazione, speriamo bene. Buono raga, allora in questo video abbiamo vinto la Tirreno Adriatico, ottavi nella Milano-Sanremo, e abbiamo vinto una tappa della Vuelta Ciclistica di Catalogna. Comunque a mio parere una grandissima stagione. Raga, un saluto dal commendone veneziano. Ciao! Christiansen, sei un fenomeno. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano.